amici del basket, la più cordiale buonasera dal Pala Rugi di Imola, sesta giornata del campionato di Lega 2 Silver. Imola la terza gara interna del campionato, ricordiamo fin qui imbattuta con 2 vittorie su 2. Questa sera si torna in campo ed è Imola contro Scafati, una gara fra 2 squadre che sono appaiate in classifica con 2 vittorie a fronte di 3 sconfitte. Imola che ha perso nell'anticipo di sabato la scorsa settimana in quel di Matera, ben figurando, tra l'altro giocando senza Jesse Perry che sarà assente anche in questa circostanza. Ma per presentare la gara, come sempre vicino a me c'è Riccardo Rossi del Corriere di Romagna. È una partita molto difficile per Imola, soprattutto a causa dell'assenza di Jess Perry, che per la seconda domenica di fila non è a disposizione di coach Ticchi, causa questo problema al piede rimediato contro Tortona. Difficile perché Scafati è una squadra comunque con un ottimo roster e forte nel reparto lunghi con Simos e Visconti. Quindi Imola, che già a Matera ha catturato 15 rimbalzi in meno rispetto agli avversari, subendo tanto sotto, prevedibilmente oggi senza Perry soffrirà ancora di più. Poi è chiaro che il fattore campo potrebbe aiutare l'Andrea Costa, che parte con Bartolucci in quintetto, a differenza di Matera invece dove partì il giovane Preti. Allora, partita questa gara valevole per la sesta giornata, subito i quintetti in campo. Imola con il 10 De Nicolao, l'11 è Maganza, il 12 è Prato, 13 Bartolucci e il 15 è Carvel Anderson. Seguiamo il primo attacco della squadra campana che si gioca in post basso con Luca Visconti, il tentativo di giro e tiro che gli esce perché il pallone se ne va dal ferro, ma arriva il rimbalzo conquistato 2 volte dal numero 21 Jeremy Simmons, che compone il quintetto assieme al 7 Zaccariello, il 20 Ruggero, il 23 Hamilton e il 32 appunto Luca Visconti. Seguiamo il primo attacco della squadra dell'Andrea Costa con Prato che arresta il palleggio, pallone nelle mani di Carvel Anderson, servito il pallone in post basso per Bartolucci che se la gioca contro Visconti, di fisico, il fallo subito da parte... Vediamo un po' gli arbitri che andranno a punire. Vanno a punire il numero 32 Luca Visconti, giocatore, uno dei tanti giocatori con esperienza da parte della squadra ospite, che presenta un quintetto abbastanza esperto. Luca Visconti, classe 1982 di Montironi, provincia di Lecce, l'anno scorso nella squadra di Roseto. Regala 2 tiri liberi ad Andrea Bartolucci, che mette il primo, avrà la possibilità anche di capitalizzare il secondo. C'è una discreta rappresentanza di pubblico, anche se si notava che insomma rispetto alle gare precedenti sembra esserci un pubblico meno numeroso. Imola prova all'anticipo di palla, riesce invece Scafati a superare la metà campo con Hamilton, sicuramente il giocatore con il tasso tecnico maggiore sulla carta di questa partita. Pallone sotto per Jeremy Simmons, che non può esimersi dal segnare i primi 2 punti dell'incontro per la squadra scafatese, che dunque si porta in vantaggio per 2-1 quando è passato il primo minuto abbondante di gioco. Bartolucci in post alto, fuori dall'arco dei 3 punti, vuole il pallone per Prato, non gli arriva, allora decide di andare in penetrazione. 2 punti ancora per Andrea Bartolucci, che sembra partito molto convinto. Riccardo, se volevamo una partenza convinta da parte di Imola con Bartolucci, direi che il giocatore con la maglia numero 13 ci sta riuscendo perfettamente. Sì, sempre più l'elemento sorprendente di questa Andrea Costa, grande partita Ferrara, poi è sempre su ottimi livelli. Intanto dall'altra parte va a segnare e a subire anche il fallo, credo, Visconti, quindi ci sarà un libero aggiuntivo. È chiaro che il problema sotto però c'è. Imola ha preso già 4 punti dai lunghi avversari e nella prima possesso ci sono stati 3 rimbalzi offensivi di fila che solo la dabbenaggine dei giocatori campani non ha convertito in punti. Qui Ticchi opera un cambio punitivo perché fa uscire Carvel Anderson, evidentemente per una marcatura non propriamente efficace nei confronti del proprio diretto avversario. In campo il giovanissimo con la maglia numero 16 Federico Guazzaloca, che dunque bagna il suo debutto in campo dopo appena 1 minuto e 40 secondi, mentre Visconti segna l'aggiuntivo. Scafati avanti 5-3 a 8 minuti e 20 dalla fine del primo quarto. Vedremo quale sarà l'impatto di Federico Guazzaloca in questa partita. Ricordiamo cambio punitivo per Ticchi, che dunque se la gioca senza americani già dopo 2 minuti di gioco, e Imola perde un pallone in campo. Certo che ora Imola dal punto di vista realizzativo ha chiaramente un po' di problematiche a gestire questo inizio di match. Seguiamo l'attacco di Scafati, che lo ricordiamo è una squadra ritornata a palcoscenici che le competono dopo un anno in DNP. Questo perché 2 stagioni or sono Scafati cedette i diritti a Trapani
di fatto ripartendo dalla DNB. Poi l'anno scorso è arrivata una cavalcata vincente, solamente 2 sconfitte in 40 gare per la squadra del coach Sorgentone, che ha stravinto il campionato di DNB, ritornando di fatto in Lega 2 Silver, la terza serie nazionali, e naturalmente il tentativo è quello di mantenere la categoria anche l'anno prossimo. Nel frattempo 2 di Maganza a pareggiare, va con i lunghi Scafati, va con i lunghi anche Imola, 5 punti su 5 sono dei giocatori di Imola classificati nella categoria lunghi, così come per la squadra di Scafati. Gara equilibrata fino a questo momento, ma siamo solamente nelle prime battute di gioco. Rischia di perderla Zaccariello, la perde. Imola può andare con la semitransizione, pallone nelle mani di Bartolucci, che si fida della sua tripla. L'errore, ma rimbalzo conquistato in solitudine da parte di Maganza, che gioca nel traffico contro 3 avversari. Il fallo in attacco da parte di Marco Maganza. Riccardo, non sei convinto? No, inizialmente non ero convinto, ma l'ha allontanato con il braccio esterno, quindi sicuramente questo era fallo in attacco. Intanto c'è da sottolineare la strana gestione di Henderson, che è stato tolto dopo 1 minuto e 39 mi sembra, poi è stato rimesso adesso che di minuti ne mancano 7:05, un cambio punitivo credo, però insomma sosta ai box davvero molto breve per Henderson. Accenna un pressing a tutto campo l'Andrea Costa Imola con De Nicolao a braccare Hamilton. Attenzione a questo giocatore che è uscito dalle NCAA un paio di stagioni fa con grandissime credenziali, ha giocato in Italia a Pesaro e anche a Ferentino, ma non ha sicuramente convinto e in qualche modo rispettato le promesse delle squadre che lo volevano come grandissimo crack del campionato. Nel frattempo un crack di questa partita è il tiro da 3 punti di Ruggero, giocatore classe 1981, grande esperienza per lui, che va a segnare la prima tripla dell'incontro. Replica Prato con il sottomano Mancino a spedire Imola comunque a stretto contatto rispetto alla squadra di Scafati, che ha confermato in sede estiva ben 5 giocatori sui 10 del proprio roster. Parliamo di Capitan Ruggero, parliamo di Zaccarielli, 2 li vedete in campo in questo momento, e poi 3 giocatori della panchina, cioè Di Capua, Izzo e Matrone, che verosimilmente daranno un forte contributo anche in questa partita per la squadra del neo coach Putignano. Ricordiamo che Putignano è subentrato a stagione in corso, cioè dopo appena 4 giornate a Francesco Ciccio Ponticelli, che aveva cominciato la stagione come prima annata a Scafati con una gestione assolutamente fallimentare. Insomma, Scafati è riuscita a conquistare tra l'altro la sua seconda vittoria proprio domenica scorsa, proprio in coincidenza con la prima gara di coach Putignano. Nel frattempo Simmons, doppio errore dalla lunetta, regalo per Imola, che dunque può andare di là per cercare di portarsi avanti. 8-7 il punteggio a favore della squadra ospite. Importantissimo per Imola cercare di mantenere inviolato il Palaruggi. Errore da parte di Carvel Anderson, che poi non torna in difesa. Ci si dimentica di Reginald Hamilton, che segna i primi 2 dell'incontro, 10 per Scafati con 4 giocatori diversi a segno. Attenzione, perché quella di Scafati è una squadra sulla carta assolutamente tra le più forti del campionato. Rischia di perderla Prato, si va sotto da Maganza, magia da parte di Marco Maganza, che fa passare il pallone non si sa dove. Partita direi con ritmi importanti fino a questo momento. 10-9 il vantaggio scafatese, 5 minuti e 20 secondi. Seguiamo l'attacco di Hamilton, che fa impazzire De Nicolao, che però riesce a recuperare un gran pallone. Va in contropiede De Nicolao, apre il pallone nelle mani di Anderson, se la gioca Maganza contro il proprio diretto avversario. Si apre per la tripla di Patrizio Prato, sbaglia la conclusione, che letteralmente viene beffata dal ferro. Rimbalzo conquistato da Antonio Ruggiero, che subisce il fallo di un positivo Francesco De Nicolao. Sì, De Nicolao a livello difensivo comunque direi che sin dalla prima giornata ha dato abbastanza a coach Ticchi quello che gli viene chiesto. Non è poi casuale che abbia un minutaggio alto a fronte di un rendimento invece offensivo molto deludente. Parliamo di un giocatore che comunque alla quinta di campionato ha una valutazione globalmente negativa. È chiaro che soprattutto per un playmaker questo non è un buon indizio. Imola, l'impressione è che adesso sia veramente in partita con le unghie. 4 punti di Maganza inventati da Prato e molta difficoltà comunque. Vediamo se Scafati capisce che deve anche difendere per vincere questa partita.
C'è un altro fallo fischiato in campo, questa volta è il personale di Carvel Anderson che commette la sua seconda penalità di questa partita. Brutte notizie per coach Tiki, che non ha visto entrare in campo il proprio playmaker titolare di fatto, perché in questa partita ancora Anderson non si è inserito. 2 tiri liberi per Antonio Ruggero, che è un play guardia, l'abbiamo detto, classe 1981, napoletano, 190 cm, è il capitano e leader di fatto di questo gruppo. Per lui è la seconda stagione in quel di Scafati, dopo che l'anno scorso segnò addirittura 18 punti di media con 4 rimbalzi e 5 assist a partita. Dunque grande la stagione scorsa da parte di Antonio Ruggero, che segna il 5° punto della sua partita, e lui di fatto il miglior marcatore dell'incontro. 12-9 il vantaggio ospite, con Imola che deve rintuzzare. Servito Prato fuori dall'arco dei 3 punti, Imola 0 su 3 dalle triple. Prova la magia Prato, l'errore, altro rimbalzo conquistato da Maganza, che segna ancora. Maganza un fattore in questa partita fino a questo momento. Sì, tra l'altro con una verticalità che non gli è di solito riconosciuta. Adesso vediamo se dall'altra parte regge con l'1 contro 1 e non lo regge. Quindi Simmons dall'altra metà campo restituisce a Maganza quello che il Furlano aveva fatto nella posta. Ripeto, Imola in attacco deve avere qualcosa anche dagli esterni e presto, altrimenti diventa dura tenere botta con Scafati. Attenzione alla tripla di De Nicolao, che in realtà perde la palla, evidentemente tentava un passaggio. Qui grande numero nel frattempo sull'accoppiata Hamilton-Simmons, l'alley-oop a segno. Simmons 6 punti, Hamilton 2. 8 dei 16 punti scafatesi portano la firma dei 2 giocatori americani. 16-11 è il massimo vantaggio scafatese. Nel frattempo il personale da parte di Zaccariello, con coach Putignano che opererà il primo cambio, con l'ingresso in campo di Vincenzo Di Capua, il playmaker classe 87, a rilevare Antonio Ruggiero. Abbiamo visto in precedenza la giocata dell'accoppiata Hamilton-Simmons, conclusa dal giocatore americano di Zachary, campione in carica del campionato dell'Arabia Saudita, l'Al-Ittihad Jeddah, la squadra con cui militava l'anno scorso il giocatore Jeremy Simmons. Qui semina il panico Franco Busciati, canestro valido ai più ma non agli arbitri, che lo ricordiamo sono i signori Moretti di Marsciano, Bongiorni di Pisa e Sansone di Aprilia. È arrivato comunque il secondo fallo di Simmons, con Imola che vediamo un po' se potrà sfruttare i liberi. Direi di no, perché non è in bonus la squadra biancorossa. Saranno 2, anzi ovviamente solamente rimessa a fondo, anzi lato, con 14 secondi per il tiro. 11 Imola, 16 per Scafati. Imola è con Busciati, De Nicolao, Bartolucci, Prato e Maganza. Zaccariello, Hamilton, Simmons, Visconti e Di Capo invece per la squadra scafatese. Si arresta in mezzo all'area De Nicolao, fuori per Patrizio Prato. Imola un po' statica, deve inventare Prato, il solito gancettino mano mancina a cercare il fallo, non gli riesce. Imola è un po' troppo Prato dipendente fino a questo momento. Prato è l'unico giocatore, poi credo che l'entrata di Busciati adesso possa aiutare, è in grado di puntare il canestro, di prendersi qualche tiro nell'1 contro 1. Del resto se Anderson ha un impatto del genere sulla partita, prima il cambio punitivo, poi 2 falli, diventa, ripeto, diventa davvero difficile per Imola trovare l'equilibrio in attacco. Adesso entra Sam, vediamo se lo darà lui. Tra l'altro c'è un metro arbitrale che in questo momento sta un po' penalizzando l'Andrea Costa. Qualche contatto non visto da una parte, invece visto molto bene dall'altra, e Imola invece di tiri liberi ne avrebbe bisogno. Tanta esperienza in campo ora per Scafati, con il doppio ingresso del 1978 German Sciutto e del 1981 Andrea Ghiacci, 2 giocatori che hanno fatto insomma segnato annate importanti in Lega 2. Soprattutto basti pensare che Ghiacci è il detentore di più presenze nella storia del campionato di Lega 2, con ben 354 gettoni. Qui Busciati prova il numero, canestro e fallo da parte di Franco Busciati. La sua energia a servizio della squadra. Servivano i punti di Imola, autrice solamente di 11 punti in 7 minuti di gioco. È arrivato il tentativo, direi caparbio ovviamente, da parte di Franco Busciati, che è l'unico ex di questa partita
avendo militato qualche stagione fa in casacca scafatese, esattamente 2 stagioni fa. Per lui in Lega 2 l'esperienza in terra campana fu di 6,4 punti e in 21 minuti. Ci sarà l'aggiuntivo per il giocatore nativo di Tirana, che dunque ha la possibilità di riportare Imola almeno 2. Parziale a 2 minuti e 43 è sul 16-13 per la squadra ospite, con Busciati che segna anche l'aggiuntivo. Terzo punto per lui, Imola ne ha 6 da Maganza, 3 da Busciati, 3 da Bartolucci e 2 di Prato. Dall'altra parte sono 6 per Simons e 5 di Ruggero, che al momento è in panchina. Clima molto caldo qui al Palaruggi, pallone sulle tacche per Simons, il ribaltamento fuori per German Sciutto che va per la tripla. Altra conclusione pesante di Scafati, questa volta la firma è da parte del giocatore nativo di Corboda, German Sciutto, che era, pensate, in maglia scafatese nel 2005, 2006, 2006, 2007, dunque 7 stagioni fa. Busciati per la tripla, ancora un errore di Imola che ha 5 conclusioni su 5 sbagliate dall'arco. Scafati di nuovo al massimo vantaggio, 19-14, 1 minuto 58 secondi al primo intervallo. Sciutto chiama lo schema, fuori per Zaccariello, marcato da Norman Hassan. Si va da Di Capua, prende la percussione centrale, grande assist per il tentativo di schiacciata di Jeremy Simons. Il fallo quanto mai importante da parte di De Nicolao. È il secondo del giovane playmaker di Imola, Francesco De Nicolao, il padovano di Campo San Piero, che dunque prende la via della panchina. In campo allora gioco forza per Giampiero Ticchi, di nuovo Federico Guazzaloca, questo perché i 2 playmaker o comunque i 2 giocatori che possono rivestire lo spot da numero 1 sono entrambi gravati di 2 falli. Direi fino a questo momento, Riccardo, Scafati certamente più squadra. Onestamente Scafati è anche più forte, ha dei valori tecnici con i 2 americani in campo, e quelli di Imola invece fuori, perché in questo momento Perry è infortunato, Henderson in panchina con un primo quarto molto negativo, e poi è arrivata qua Scafati con l'atteggiamento giusto, si è messo 3-4 minuti a capire che doveva anche difendere, ma quando poi ha alzato dietro la pressione sugli esterni è diventato e sta diventando per Imola difficilissimo costruire un tiro decente. C'è solo Busciati che da solo sta provando a tenere in piedi la baracca. Scatenato Franco Busciati, altra percussione, altri 2 punti sempre con l'aggiuntivo. Il giocatore formatosi nella Stella Azzurra Roma proprio con Bargnani, giocatore che l'avete visto da queste primissime occasioni è il 6° uomo di lusso di Imola, il giocatore che mette una grande carica agonistica, e lui dall'alto della sua esperienza è il trascinatore di Imola in questa fase. 1-27 con l'Andrea Costa che tenta di ritornare a stretto contatto con la squadra scafatese, che era scappata anche sul +7 sul 21-14 di qualche istante fa. Ora -4, importante la marcatura fino a questo momento di Guazzaloca, che in qualche modo sporca le trame della squadra scafatese. Si va con Sciutto, 9 secondi per il tiro, percussione centrale, arma al braccio di Di Capua, altra tripla di Scafati da parte di Vincenzo Di Capua, uscito dalla panchina nativo di Castellammare di Stabia. Seconda stagione per lui a Scafati, l'abbiamo detto, è uno dei 5 confermati, lui che si è distinto già nella stagione del 2013-2013 in quel di Agropoli. Entra nel frattempo nel tabellino dei marcatori anche Norman Hassan, il 5° giocatore di Imola ad andare a segno. Imola che rimane a contatto, 19-24, ma Scafati ha segnato sicuramente tanto. 24 punti in 9 minuti e 30 sono certamente tanti. Tucchi dovrà ripartire proprio da questo frangente. Certo che limitare i 2 americani è difficile in questo momento. Ci prova anche Ghiacci ad andare a segno. Tutto troppo facile. 2 anche da parte di Ghiacci. Imola sotto di 7, 19-26. Scafati fa veramente poca fatica ad andare a segno. Sì, Imola deve difendere meglio. È vero che quando poi perdi fiducia diventa difficile tutte le azioni dare il 110%. Guardiamo il lato positivo della medaglia, che Imola comunque sta restando in partita, un po' queste iniziative assestanti di Busciati, un po' i rimbalzi di Maganza all'inizio, vediamo se basterà. Chiaro che in questo momento l'inerzia è tutta da una parte.
altri 2 per Busciati. Imola che rimane in galleggiamento grazie alle conclusioni dalla lunetta e grazie a questo giocatore che ha già segnato il 6° punto personale qualche istante fa. Ora va a sbagliare il primo tiro libero, ma avrà la possibilità di diventare il miglior marcatore per Imola e soprattutto di riportare i suoi al -6 quando ci sarà l'ultimo tiro della partita proprio ad opera di Scafati. Sbaglia entrambi i personali Franco Busciati. Attenzione, perché Imola può andare all'intervallo con un passivo importante. Fortuna che Ghiacci si mangia un canestro incredibile proprio sulla sirena. Finisce 26 Scafati, 19 per Imola. Un passivo che, per quanto visto in campo, assolutamente ci sta pienamente. Imola dovrà ripartire da una maggiore propensione difensiva e certamente provando a muovere più il pallone in attacco. Per quel che si è visto in campo, Imola senza americani e comunque con un Perry seduto qui in Borghese vicino a noi indisponibile. Sarà sicuramente un'impresa riuscire a mantenere inviolato il Pallaruggi questa sera a fronte di una squadra molto ostica come quella di Scafati, che l'abbiamo detto in apertura di telecronaca ha vissuto una stagione incredibile con la DNB vinta con appena 2 sconfitte in 40 gare, una vittoria importante in campionato, poi un cambiamento a livello di panchina. L'anno scorso c'era Sorgentone, quest'anno la squadra di Scafati del presidente Rossano è ripartita con Francesco Ponticello. Ci si aspettava tantissimo, in realtà la partenza è stata abbastanza ad handicap e allora l'arrivo di Putignano a cercare di fare qualcosa in più che una squadra come Scafati può sicuramente provvedere. Ricordiamo anche che la prossima gara interna di Imola sarà fra 2 settimane, il 16 di novembre, sempre alle 18 contro Reggio Calabria, mentre per la squadra di Ticchi la prossima trasferta sarà domenica prossima sul campo di Treviglio, in un campionato che vede Treviso in particolare come battistrada, dal momento che la squadra veneta ha totalizzato 5 vittorie su 5 fino a questo momento. È già pronta la squadra ospite con il 5 di Capua, il 14 Sciutto, il 19 Ghiacci, il 20 è Ruggero e con il 32 Luca Visconti. Ticchi invece si sofferma qualche istante in più a parlare con i suoi. Riccardo, da dove deve ripartire Imola per cercare di rintuzzare il disavanzo? Deve ripartire dalla difesa, è chiaro, perché l'hai sottolineato giustamente tu, 26 punti subiti sono davvero troppi. Poi la partita mi sembra tutta sulle spalle degli stessi giocatori, parlo di Prato, parlo di Busciatti stesso, e questo contro una squadra invece più lunga come Scafati diventa difficile da sostenere. C'è bisogno di una fiammata di Henderson, adesso la prima cosa credo sia quella. Henderson è ancora in panchina, ok, ha 2 falli, però penso che presto bisognerà anche rischiarlo, perché altrimenti restare attaccati alla partita diventa un'impresa. Si riapre come Imola aveva concluso, con Busciati che segna l'8° punto consecutivo per i suoi. Busciati in campo per Imola assieme a Bartolucci, Guazzaloca, Prato e Hassan. Il problema è che, vedete, la palla arriva sotto con estrema facilità e a poco serve per Imola riuscire ad avere i guizzi da parte di Franco Busciati, se poi dall'altra parte in difesa si concede così tanto alla squadra ospite, che è una squadra molto profonda, molto esperta, l'abbiamo detto, perché ci sono i 36 anni di Sciutto, ci sono i 33 da parte di Ruggero, ci sono i 33 da parte di Ghiacci, 32 anni da parte di Zaccariello, l'esperienza anche di Capua. Insomma, è una squadra assolutamente altamente esperta. Proprio Di Capua, il giocatore di Castellammare di Stabia, segna il suo 5° punto, giocatore distintosi proprio come giocatore più affidabile della DNB 2 stagioni fa ad Agropoli, grande visione di gioco, mette ordine in campo, avete visto anche indispensabili doti realizzative non da poco. Guazzaloca prende il primo passo, apre per Bartolucci, il tentativo di mettere in movimento Prato, infrazione di passi da parte del giocatore nativo di Buenos Aires. Altra palla persa di Imola, che si trova attualmente sotto di 7, 28-21, quando il cronometro dice 8,54 dall'intervallo lungo, e Riccardo, Ticchi ci prova con Carvel Anderson, che fino a questo momento non ha fatto veramente nulla. Sì, l'avevamo detto grosso modo 2 minuti fa, è chiaro che arriva il momento di rischiare. Fra l'altro Imola sta spendendo tantissimi falli
questo potrà presto diventare un grosso problema, perché già le rotazioni sono accorciate senza Perry e senza i noti problemi di rendimento di Nicolau. Adesso è in campo da qualche minuto Guazzaloca, fra l'altro Ticchi si è preso un grosso rischio, sta scegliendo un quintetto leggero con Hassan da 4 e Bartolucci da 5, dando anche un po' di minuti ai teorici panchinari per vedere poi di arrivare a fine partita, però bisogna arrivarci attaccati alla targa avversaria, altrimenti servirà poco. Prova il centro contropiede Imola, ci prova Guazzaloca, alza la parabola, errore, ha scelto la soluzione certamente più difficile Federico Guazzaloca, apprezzabile comunque per il suo tentativo, e poi il pressing alto di Imola. Anderson prova a mettersi in partita con questo tentativo, errore da parte di Anderson, Imola spreca 2 volte, Sciutto ancora di più perché arriva una banalissima infrazione di passi da parte del giocatore nativo, abbiamo detto di Cordoba, ma naturalizzato italiano, lui che ha vestito la casacca giallo-blu di Scafati, l'abbiamo detto 7 anni fa, ma l'anno prima, nel 2006, arrivò la promozione, quella che sancì per Scafati l'approdo in A1, che poi conservò per 2 stagioni, la squadra dello storico allenatore Massimo Mangano, a cui è intitolata la struttura che ospita le gare interne proprio della squadra campana. 7 secondi per il tiro, Busciati da 3, ancora errore, Bartolucci in cielo per il rimbalzo e segna, anzi no, peccato il tentativo da parte di Bartolucci. Imola comunque che a rimbalzo d'attacco si sta facendo notare anche in questa partita. Ruggero sigla il primo fallo della sua partita, manderà in lunetta l'ex pesarese Andrea Bartolucci, alla pivot di 204 cm, cresciuto proprio nel vivaio della Scavolini, con cui ha militato nella stagione scorsa. 2 tiri liberi, ma Imola sbaglia ancora dalla lunetta, in precedenza 2 errori da parte di Busciati, ora arriva un'altra carambola errata per Andrea Bartolucci e se Imola sbaglia dalla linea della carità sono dolori. Vediamo il secondo assegno per Bartolucci che arriva al 4º punto personale, cambio per Putignano, fuori Sciutto. L'ingresso in campo è di Ferdinando Matrone con la maglia numero 24, un altro giocatore fatto in casa per Scafati, cresciuto proprio nelle giovanili. 2 anni fa l'esperienza in Lega 2 proprio per lui in maglia Scafati, e poi l'anno scorso in DNB 5 punti e 4 rimbalzi di media in 10 minuti, poco meno di utilizzo. Scafati avanti di 6, 28-22 con Hamilton che rischia di perdere la sfera, velocissimo il pallone per Ruggero, libero di scagliare la tripla, errore banale da parte di Antonio Ruggiero, rimbalzo conquistato da Imola con Busciati che va dentro, il fallo di Ghiacci. Anzi no, di Ruggero, che ci sembrava francamente fermo, anche Busciati sembra quasi dire che ci posso fare, ma hai fatto lo sgambetto. Altro fallo procurato da Franco Busciati, che al di là dei punti segnati è un fattore in questa partita perché sta tenendo in mano Imola anche dal punto di vista della aggressività. 7-28 per andare alla conclusione, davanti a Giampiero Ticchi, la rimessa da parte di Franco Busciati, servito Guazzaloca, su di lui le lunghe leve di Matrone, non si intende con Carvel Anderson, altra palla persa di Imola e cominciano a essere veramente tante, Riccardo. Sì, le palle perse sono comunque figlie della voglia di cercarsi e di passarsi la palla, e questo è positivo, però ripeto, cioè, Imola ha un assetto in cui Perry è il suo finalizzatore, dall'altra parte va a segno Scafati con Visconti. Se questo manca c'è bisogno che almeno Anderson faccia la sua parte. Siamo a 4-0 dopo 13 minuti e penso che non serva aggiungere altro. E il problema delle palle perse si estrinseca ancora una volta con questa ennesima perla negativa di Imola, che concede il contropiede solo solitario per Antonio Ruggero. Altra conclusione elementare per la squadra di Scafati, che vola sul più 10, 22-32 senza Perry, con un Anderson chiaramente a mezzo servizio dal punto di vista dell'intensità personale. Scafati vola senza problemi, 32-22 quando siamo al 13° minuto. Altro cesto per Antonio Ruggero, l'abbiamo detto, capitano e leader del gruppo, cresciuto cestisticamente a Roseto, lui pur essendo
napoletano, un giocatore che ha girato tantissime società: Caserta, Roseto, Iesi, Firenze, Campli, Patti, Ferrara anche, poi Porto Torres, Fidenza, Ostuni e Bari, dove è diventato capitano nella seconda stagione dopo la partenza dell'ex capitano storico Mimmo Morena. Nella stagione 2012-2013 per lui 18 punti a partita, e poi l'anno scorso, l'abbiamo detto, la grande prestazione in quel di Scafati con 18 punti a partita, 5 rimbalzi e 4 assist a condire la cavalcata trionfale della squadra scafatese nel campionato di Serie D EDMB e la seguente promozione, che ha permesso a Scafati di essere ancora una volta nel parterre importante del campionato di Lega 2 Silver. Tra l'altro la curiosità è che Imola per la terza volta consecutiva in casa su 3 riceve squadre che si affacciano per la prima volta a questo campionato, vuoi per promozioni dirette, vuoi per ripescaggi o acquisizioni di titoli. 32-22, vediamo il piglio col quale Imola ritorna in partita, o quantomeno tenterà di farlo. Hassan si arresta e tira, l'errore, rimbalzo che plana nelle mani di De Nicolao, che sbaglia una volta, non la seconda. Francesco De Nicolao segna nel traffico, uno dei giocatori più piccoli in campo, se non il più piccolo in campo a questo momento, segna il suo tentativo numero 2, va per la schiacciata sbagliata però. Franco Busciatti, errore clamoroso solo in contropiede, peccato perché Imola poteva ritornare sotto di 6, schiacciata sbagliata da parte del numero 7 imolese. Imola però recupera un altro pallone, è un momento di grande intensità per l'Andrea Costa Imola, con De Nicolao che serve il pallone nelle mani di Busciatti. Hassan rifiuta la tripla, poi si arresta nel cuore dell'area, ecco Anderson, deve creare Calvin Anderson, difficile l'errore da parte del numero 15 imolese. Tantissima confusione in campo, ma tanta intensità per Imola, che però deve trovare conclusioni importanti per provare a tornare sotto. Busciatti va dentro, fuori la palla per Hassan, la tripla di Hassan, a segno questa volta, la prima tripla da parte di Imola, a segno con il numero 17 Norman Hassan. Quantomeno, Riccardo, dal punto di vista dell'intensità, Imola è tornata in campo. Sì, diciamo che Imola non sta indietreggiando di un centimetro, ci mette tutto quello che ha e credo che sia molto positivo. Poi dall'altra parte c'è una squadra forte, adesso è il momento di provare a rientrare. Comunque vediamo se questa bomba incredibile di Busciatti entra. No, purtroppo il canestro in contropiede sbagliato da Busciatti, anche il canestro di Henderson insieme ai liberi pesano in questo -5 di Imola, che comunque dopo 15 minuti non è neanche un bruttissimo affare considerando come era andata la partita. 5 minuti, dunque siamo a metà del secondo quarto. Ticchi chiaramente con più ora tranquillità, perché ha visto una reazione da parte dei suoi, 3 palle recuperate consecutivamente da Imola, che ha messo tanta intensità, un gioco abbastanza sporco per la squadra di casa che, ripetiamo, ci sta mettendo tanto agonismo a fronte di scelte tecniche non sempre felicissime e lucide, ma la cosa importante è che Imola è tornata al -5 grazie sicuramente alla pressione difensiva. Basti pensare che Scafati aveva segnato ben 26 punti nei primi 10 minuti, ebbene ne ha segnati solamente 6 nei successivi 5. Il parziale 32-27 a favore di Scafati, con le squadre che tornano in campo. Ci prendiamo giusto 5 secondi per rifiatare. Rimessa con 14 secondi sul cronometro per Franco Busciatti, 5 minuti e 3 secondi, si riprende dopo il time out richiesto da Putignano. Servito il pallone nelle mani di Hassan, subito la tripla da parte di Norman Hassan, praticamente ricezione e bomba per il numero 17 di Imola. Ecco quello che ci voleva per riscattare e dare nuova linfa al pubblico del Palaruggi. Attenzione però, step back da parte di Reginald Hamilton, che fa vedere perché è stato uno dei giocatori più prolifici della NCAA 2 quando vestiva la casacca di Oakland.
ha disputato ben 3 stagioni, diventando appunto il miglior realizzatore della Lega, il giocatore nativo di Harvey con la maglia numero 23, Reggie Hamilton. Abbiamo detto per lui esperienza in Italia a Pesaro e Ferentino, senza però brillare. Era tornato l'anno scorso nella maglia dell'Idaho Stampede dalla D-League, e poi l'anno scorso l'esperienza in Polonia nel secondo campionato polacco. Qui gli arbitri invertono la decisione, Riccardo, perché se non sbaglio è stato un giocatore di Scafati ad ammettere chiaramente di essere stato l'ultimo a toccare la palla. Sì, è stato Zaccariello di Scafati, questo gli fa molto onore visto che non capita quasi mai, infatti si è preso l'applauso di tutto il pubblico imolese. Ancora tripla di Imola, 3 su 3 consecutivo da parte di Andrea Bartolucci. Imola in un amen torna addirittura a -2 sul 33-35 con un parziale aperto di 11-3 per la squadra di casa. Attenzione a Hamilton, infrazione di doppio palleggio perché aveva arrestato il palleggio stesso Imola, chiaramente con l'inerzia della gara in mano, grazie soprattutto alle conclusioni pesanti da chi proprio non ti aspetti. Hassan e Bartolucci hanno combinato per 9 punti consecutivi e Imola in un amen è tornata a -2, 3-3-3-5 avanti la squadra ospite, ma con Imola in possesso di palla. Vediamo un po' l'attacco della squadra biancorossa con Busciati, pallone nelle mani di Hassan, fuori dall'arco dei 3 punti, mantiene vivo il palleggio Norman Hassan, addirittura la virata, il canestro e fallo da parte di Norman Hassan. Applausi della panchina. Mamma mia Riccardo, cosa ha fatto Hassan? Hassan ha fatto una serie di giocate, credo per questi livelli davvero difficile da vedere. È quota 10, ha fatto benissimo con le triple, ora questa virata è conclusa col canestro più fallo. Soprattutto il bello di questo giocatore è che sembra avere un talento decisamente sopra la media e piano piano sta capendo come utilizzarlo. 11 di Hassan, 8 di Busciati, 19 punti della panchina Imola arrivati da 2 giocatori chiaramente fattori in questo momento. Hamilton ancora a contatto col canestro, 36 Imola, 37 Scafati, gran bella partita ora come intensità, 3,39, punteggio altissimo, altra tripla di Imola, questa volta esagera Busciati nel tentare la conclusione pesante dai 6,75, respira Scafati che ha rimesso il naso avanti, +1 per la squadra ospite, prova Visconti contro le mani di Hassan, pallone schiacciato per Simmons, infrazione di piede da parte di Bartolucci, sarà rimessa lato per la squadra Scafati a 3,22, 14 per il tiro dei gialloneri della squadra ospite. Zaccariello, protagonista di un gesto molto sportivo qualche azione fa, rischia di perdere la Ruggero, mantiene vivo il palleggio, va addirittura per la tripla Antonio Ruggero, precisissima dall'arco la squadra scafatese. Ruggero è il primo giocatore di Scafati a andare in doppia cifra e soprattutto a rispedire i suoi avanti di 4 punti, 40-36 con un parziale aperto di 5-0 per chi viaggia. Ancora Hassan, ancora a prendere il contatto per il canestro, l'unico modo per fermarlo è un fallo di Simmons. Secondo fallo per il nativo di Zachary, iscrittosi all'Università di Charleston dove ha giocato fino alla stagione 2010-2011, dove poi ha spiccato il volo per giocare in Europa. A dir la verità la sua esperienza è stata quasi anonima, ha giocato in Georgia nella squadra del Sokumi e poi abbiamo detto in Arabia Saudita ha conquistato il titolo nazionale proprio la stagione scorsa. Mentre nel frattempo chi sembra fare sul serio è Norman Hassan, autore fino a questo momento di 12 punti nel solo secondo quarto. Rimangono tali perché la guardia ala di Pisa, classe 1990, sbaglia l'aggiuntivo. -3 Imola sul 37-40, 2 minuti e 45 secondi. Gara di rara intensità. Seguiamo ancora Hamilton che attacca il canestro, prova l'assist per Simon, carambola. L'ultimo a toccare è un giocatore di Imola, ci saranno 6 secondi sul cronometro per la squadra di Scafati per andare alla conclusione. 40-37, punteggio molto alto con Imola però che è riuscita a contenere dal punto di vista difensivo gli ospiti, limitati solamente a 14 punti in 7 minuti e mezzo. Pallone nelle mani di Simmons, va a sbagliare, rimbalzo conquistato dallo stesso giocatore con la maglia numero 21, Riccardo, chiaramente sotto canestro.
Scafati è di un'altra pasta. Sì, adesso tra l'altro Ticchi rimette dentro proprio Maganza. Il problema è che comunque a questi ritmi Imola solo da perdere, perché è una partita in cui con il roster più corto e senza Perry non può pensare di vincerla, credo, agli 80 punti. Deve cambiare qualcosa in difesa, l'ha fatto per dei piccoli frangenti, ne sono nati break, però al momento non è ancora sufficiente per prendere l'inizio in mano. Allora, sul terzo fallo di Leonardo Zaccariello c'è un time out chiesto in campo da Scafati a 2 minuti e 11 secondi, si riprenderà con 2 tiri liberi da parte di Francesco e De Nicolao. Scafati avanti di 5. È una partita non facile quella per Imola, che abbiamo detto ha l'obiettivo di mantenere inviolato il Pallaruggi con la terza vittoria casalinga consecutiva del campionato, a fronte invece di 3 sconfitte consecutive. Molto arrabbiato coach Ticchi, che ce l'ha con i propri difensori evidentemente sul portatore di palla, perché si sta rivolgendo soprattutto ai piccoli, ed è chiaro come proprio dalla difesa del playmaker stiano nascendo i problemi di Imola, che troppo spesso perdono l'uomo sul primo passo, e da qui sono scaturiti tantissimi punti derivati dagli scarichi dei piccoli per i lunghi. 42 punti concessi a Scafati sono veramente troppi questa sera, quando siamo solamente al 18° minuto. Tra l'altro è importante ricordare come Imola di fatto stia riuscendo a rimanere in partita con appena 2 punti della coppia Prato-Anderson e sbagliando, Riccardo, una marea di tiri liberi. Sì, sono davvero tanti, non ho adesso le statistiche, però almeno 4-5 liberi sono stati buttati via, e non a caso sono i punti di differenza tra le due squadre. 0 su 2 di De Nicolao. Carambole mischia che alla fine premia Scafati, 0 su 2 da parte di Francesco De Nicolao. 7 su 13 dalla lunetta il parziale fino a questo momento, grazie ad Alessandro Salvini, il collega che ci fornisce la statistica. Busciati prova ancora un recupero, 37-42. Certo è che se comunque vadano le cose, Imola andrà all'intervallo con quantomeno un parziale che pare essere contenibile in vista della ripresa. Poi vediamo quello che succederà negli ultimi 110 secondi. Hamilton, altra tripla difficilissima, segna ancora. Altra tripla di Scafati, gran canestro di Hamilton che fa ancora male a Imola. 37-45. Imola che era riuscita a mettere la mano in naso avanti sul 36-35, ma Scafati è riuscita di gran carriera a ritornare sotto. Maganza si trova al posto giusto nel momento giusto, ancora Anderson, altra tripla, l'errore, c'è ancora Maganza che prova a prenderla, Hamilton va in contropiede, lo ferma Busciati col fallo. No, fallo di Hassan. Altro time out in campo. Sul primo fallo di Hassan, Riccardo, Imola era arrivata proprio lì, addirittura naso avanti per la squadra di Giampiero Ticchi. Poi dalla 36-35 il parziale aperto è di 10-1 per chi viaggia. Sì, il parziale aperto tra l'altro con 2 liberi presto per Scafati. Niente, Imola non sta interpretando la partita credo nel modo giusto, sta anche difendendo con discreta intensità, però perde troppo frequente i giocatori sul perimetro. Quando non li perde sul perimetro fatica a limitare i lunghi sotto. 45 punti subiti sono tantissimi. Poi dall'altra parte è chiaro che ogni tanto viene fatta un po' di confusione, ma quella è più comprensibile credo, senza Perry e senza Anderson, perché Anderson è ancora a 4-0, è un americano. Imola l'altro non ce l'ha, è inutile girare attorno al problema. Può essere giovane quanto vogliamo, può essere inesperto quanto vogliamo, però non può fare questo, cioè nulla. Allora, ingresso in campo di Prato, che era da un po' che era seduto in panchina, sarà lui in campo assieme a Busciati, Hassan
Anderson e Maganza. Dall'altra parte, per gli ultimi 79 secondi del primo tempo, ci sono Ruggero, Simmons, Hamilton, Ghiacci e Visconti. È difficile questa sera, molto difficile per Imola, che insomma si trova sul meno 8 con 2 tiri liberi a disposizione per Hamilton. Qualche istante per asciugare il parquet e poi via con i 2 tiri liberi dell'americano di Scafati, che era stato proprio allenato da Ticchi nella stagione pesarese 2 anni fa, una stagione che fu negativa per entrambi perché Ticchi fu esonerato e solo 11 furono le partite giocate da Hamilton, che arriva a quota 11. Scafati vola 46-37. Si fa molto difficile per Imola, 1-10, quantomeno cercare di arrivare all'intervallo con 6 o 7 punti sarebbe già importante per gli uomini di Ticchi. 17 secondi per il tiro di Imola con Anderson, ancora alla ricerca dei suoi primi punti dell'incontro, scambia con Busciati, vuole uscire dal blocco, arriva con un primo passo di vantaggio nei confronti di Hamilton, vuole il cambio Simmons che lo accetta, sospensione in galleggiamento per Carvel Anderson. Eccoli qua i primi 2 punti da parte del giocatore del Michigan. 39-46, ci sarà verosimilmente un attacco ancora per Imola e 2 per Scafati. Va dentro Hamilton, la grande stoppata da parte di Marco Maganza con Busciati che va già dall'altra parte, arriva il fallo di Hamilton e allora saranno 2 tiri liberi per lui. Perché Scafati è in bonus, 2 tiri liberi per Busciati, che dunque Imola avrà l'ultimo tiro. Entra il numero 5 di Capua, sostituisce il numero 23 Reggie Hamilton. 2 tiri liberi per Andrea Costa e Loretta Busciati con il numero 7. 2 liberi Busciati, che ha la possibilità di portarsi in doppia cifra, diciamolo piano perché in precedenza ha fatto 0 su 2 dalla linea. Col brivido entra questo di Busciati, Imola ne ha 12 da San, 7 da Bartolucci e appunto 9 fino a questo momento di Franco Busciati, che rimangono tali. Ancora un errore dalla linea, Imola con 8 su 15 dalla linea, 40-46. A piccolissimi passi l'Andrea Costa si mantiene comunque in linea di galleggiamento. Ultimo attacco Scafati con Antonio Ruggero, marcato proprio dal giocatore di Tirana. Ruggero balla sull'arco dei 3 punti, gliela tocca Busciati, si tuffa. L'ultimo a toccare è proprio Busciati, ma avanzeranno solamente 2 secondi per il tiro Scafati. Cambi che saranno ininfluenti negli ultimi 10 secondi, seguiamoli questi 2 secondi che Scafati ha per il tiro, poi ci saranno altri 8-9 secondi per Imola. Rimessa di Ghiacci, serve Sciutto, la preghiera di Sciutto dall'arco, a momenti entrava. Imola ha la possibilità dell'ultimo tiro, Busciati andrà fino in fondo, si fa largo col corpo, no, fallo in attacco da parte di Busciati. La decisione arbitrale mi trova assolutamente d'accordo, Riccardo. Sì, anche perché l'ha fatto vedere troppo bene, c'era dello spazio tra l'attaccante e il difensore. Forse non c'era neanche bisogno di usarlo quel braccio, però la stanchezza si fa sentire anche nelle scelte, il fallo è giusto, quindi ultimo tiro per Scafati. 2 secondi, ci proverà Sciutto, no, infrazione di passi. Allora l'ultima azione di Imola non finisce più questo secondo quarto. Tra un'azione sbagliata e l'altra, 1 secondo per Imola, 40-46. Cambio o non cambio, non si capisce bene cosa vogliano gli arbitri. Fuori Bartolucci per Nicolao per avere
messo su un tiratore. Un piccolo in più. Allora, ultimo secondo, vediamo chi verrà servito. Servito Hassan che ci prova da metà campo. Niente, nulla da fare. 40-46 si conclude il primo tempo, Imola sotto di 6 e per quanto visto in campo direi Riccardo è andata anche bene. C'è un discreto affare, è chiaro che l'inerzia resta tutta dalla parte di Scafati e bisogna che Anderson entri in partita. I concetti sono quelli, vediamo cosa cambierà nel terzo quarto. A tra poco per il secondo tempo. Il secondo tempo di Andrea Costa Imola contro Scafati, 40-46 i primi 20 minuti di gioco, e dando un'occhiata ai tabellini, Riccardo, viene da chiedersi come sia possibile che Imola sia solo sotto di 6, tirando con il 43% dal campo e il 47% dai liberi. Imola tira con 3 su 12 da 3 e 7 su 15 ai liberi. Scafati tira nettamente meglio, 63% dal campo, ma è solo avanti di 6. Imola può solo far meglio. Può far meglio, è chiaro che ci sono il dato dei rimbalzi che è meno grave di quello che si poteva pensare all'inizio, e poi c'è il -8 di saldo tra perse e recuperate per Scafati che ha tolto un po' di possessi ai campani dati a Imola. C'è stata una sosta molto lunga negli spogliatoi, credo che Ticchi abbia voluto puntare sul discorso della difesa, purtroppo c'è subito il canestro di Ruggero appena uscito dagli spogliatoi, quindi partita ancora tutta dalla parte di Scafati. Imola è in campo con De Nicolao assieme a Carvel Anderson, Patrizio Prato, Marco Maganza e Andrea Bartolucci. Prima azione Imola del quarto, tiro molto difficile da parte di Carvel Anderson. Attenzione perché il giocatore di Michigan ha segnato le ultime 2 conclusioni dal campo, dunque ufficialmente è in partita. Replicano gli ospiti con Ruggero, Simons, Zaccariello, Bisconti e Vincenzo Di Capua. Dunque in panchina c'è Hamilton. Imola deve provarci adesso. 42-48, De Nicolao riesce a mantenere un ottimo controllo del corpo, va sotto da Maganza, grande uso del corpo. Maganza rispedisce Imola almeno 4, 44-48. Un primo tempo ricco di errori da ambo le parti, ma con il punteggio anche molto alto. Questo perché le squadre hanno giocato a ritmi veramente molto alti e si diceva questo potrebbe danneggiare Imola. Qui però Scafati continua a prenderci da 3 punti, 7 su 13 dall'altro per Scafati, ma il tiro viene assegnato da 2 punti, buon per Imola. Simons 12, pestava evidentemente la linea dei 6,75. Più 6 per Scafati che ha mantenuto praticamente sempre il comando delle operazioni, eccezione fatta per il primo punto segnato da Imola dalla lunetta. Infrazione di passi da parte di Andrea Bartolucci. Ecco Riccardo cosa deve fare Imola per tornare definitivamente sotto e avere chance in questa partita. Intanto speriamo che Anderson confermi i segnali positivi di questi primi 2 minuti e poi provare a coinvolgere Prato, che stavo notando adesso veramente fuori dal gioco offensivo di Imola. Se si pensa che ha segnato più di 20 punti solo sabato scorso a Matera, c'è qualcosa che non torna. Intanto altra iniziativa di Simons, questa volta sbaglia. Imola è ancora lì con le unghie in un modo o nell'altro. De Nicolao apre per Marco Maganza, gliela tocca Zaccariello. Zaccariello anche questa sera ha dimostrato di essere un giocatore mortifero in difesa, come ha un pochino sancito in tutte le sue esperienze italiane, da Lattino a Pistoia, Vigevano, Ferentino. Giocatore che ha vinto il campionato DNA 3 stagioni fa in quel di Trieste, dunque un sicuro vincente. Rischia di perdere l'Anderson, s'avventura, arma al braccio di Andrea De Nicolao, di tabella De Nicolao se non ho visto male. Segna una tripla Imola che viaggia ancora su cifre deficitarie dall'arco. Imola torna a -3, 50-47. Bei barlumi di speranza per l'Andrea Costa. Bisconti braccato da Maganza, ma il pallone è nelle mani di Ruggero, all'arresto tiro dai 4 metri. De Nicolao, Ruggero non riesce a tenerlo. 14 per Antonio Ruggero, e è proprio da lì che partono i problemi di Imola, perché Ruggero ha troppa possibilità di illuminare il gioco. Sì, sono state 2 belle iniziative di Ruggero, onestamente ha fatto 2 gran canestri, un giocatore di talento, abituato anche a questo tipo di basket. Sbaglia dall'altra parte Prato, invece un appoggio che è ampiamente nelle sue possibilità,
Lo ripetiamo, l'inerzia non è ancora cambiata, è cambiata in quel momento nel secondo quarto quando Imola è andata avanti di 1, però Imola è sempre a inseguire, Scafati oggi mi sembra mentalmente dentro la partita. Visconti contro Maganza, l'assist per Simmons, la stoppata da parte di Maganza, grande azione difensiva, d'altra parte Negri-Colau va dentro, prende il fallo, Maganza una grande stoppata su Simmons. Giocatore di estrema verticalità, Marco Maganza, il giocatore nativo di Gemona del Friuli, grande azione difensiva a evitare 2 punti certi da parte di Jeremy Simmons, e Imola dall'altra parte è andata in contropiede con un buon Francesco De Nicolao che segna anche il tiro libero. De Nicolao è arrivato a quota 6. Arrotonda ancora dalla lunetta, 7 per Francesco De Nicolao. Il padovano, 5 punti consecutivi per lui, Imola -3 e il recupero sulla palla persa da parte di Vincenzo Di Capua. 6-14, Imola ha la palla del pareggio sul 49-52. Prato esce e riceve Carvel Anderson. Bartolucci mantiene il possesso della palla, eccolo servito Anderson, subito da 3, Carvel Anderson ha segnato gli ultimi 3 tiri consecutivi. Carvel, 52-52, si riparte dunque, 15 di gioco abbondanti per questa partita. Attenzione alla tripla ancora da parte di Ruggero, miglior marcatore dell'incontro, 17 per Antonio Ruggero, praticamente la sua media campionato l'anno scorso, ma si era in DNB, di fatto questa sera conferma il suo bottino. Bartolucci, ora bisognerebbe cercare di servire Anderson, e lui giocatore on fire. Bartolucci però la perde in maniera ingenua facendosela strappare dalle mani. Poi Di Nicolao prova a francobollarsi su Ruggero. Prato è su Di Capua, Bartolucci marca Simmons, su Zaccariello c'è Anderson, va dentro Di Capua, Visconti fuori, ora ancora il dentro fuori, altra stoppata da parte di Maganza che poi sporca la veduta da parte di Jeremy Simmons. Un grande Maganza ma anche un grande Anderson che va dentro, subisce il fallo, a momenti ci stava l'aggiuntivo e insomma si va un po' a sprazzi questa sera, Riccardo. Tanti giocatori di Imola a turno hanno trascinato la squadra, ora è il turno di Anderson in attacco e Maganza in difesa. I due che erano stati credo i peggiori nel primo quarto, cioè nella prima parte di gara, Anderson e Di Nicolao hanno messo 10 punti preziosissimi, sono arrivate anche le 2 stoppate di Maganza. Credo, ripeto, la partita si vince in difesa. Ruggero ha fatto 7 punti, ma sono stati 7 punti in cui Imola non ha molte recriminazioni. Se si riesce a escludere gli altri credo che anche Ruggero prima o poi dovrà calare, e questa è la strada per provare a vincere la partita. Intanto Anderson si muove anche dalla lunetta e se dovesse riuscire a tirare qualche libero in più sarebbe preziosissimo per le sorti molesi. Il lunetta, giocatore uscito dalla Robert Morris University con l'ultimo anno da senior con 19 punti a partita e il 44% da 3, continua la grande striscia di Anderson a ridosso della doppia cifra, ma soprattutto -1 Imola, 5-5-5-4, partita di grandissimo equilibrio, 4-41 all'ultimo intervallo. C'è ora Anderson a marcare Ruggero che ancora si arresta e tira dai 6 metri. Ruggero ancora a segno, è lui il rebus irrisolto per la marcatura dell'Aget Imola, scusate, dell'Andrea Costa Imola. 57-54 dentro Prato, gli oscura la visuale Visconti, ci prova Maganza, la perde Maganza che va per le terre senza il fallo della difesa, anche se il friulano vorrebbe il contatto. Gli arbitri non sono di questo avviso, arbitri che lo ricordiamo sono i signori Moretti, Buongiorni e Sansone, chiamati a dirigere questa partita valevole per la 6ª giornata del campionato di A2 Silver. Ruggero si palleggia sul piede, infrazione di campo, sì.
da parte di Antonio Ruggero, il primo errore direi del giocatore napoletano da un po' di tempo a questa parte. Credo che sia quasi fisiologico, onestamente ha giocato 6 minuti fantastici, l'abbiamo presentato sin dall'inizio come un giocatore di categoria e anche un po' forse il leader emotivo di Scafati, però insomma di qui a dipingere basket come ha fatto lui se ne sta. Infatti adesso giustamente il coach di Scafati Putignano dà un po' di pausa al suo giocatore. Però purtroppo per Imola rientra Hamilton, pallone rischiosissimo per Anderson che rischia 2 o 3 volte di perda, poi si arresta, tira, l'errore, il fallo di Zaccariello, dovrebbe essere il quarto, così è, ed è una bella notizia perché Zaccariello è sicuramente il giocatore difensivamente più importante per Scafati, quarto fallo per lui, se ne va in panchina un giocatore molto importante per la squadra ospite, sostituito da Izzo. Sì, adesso vediamo cosa faranno gli americani di Scafati, credo che questo sia il loro momento, l'ultimo passettino probabilmente lo stanno dicendo già da qualche minuto, stanno riuscendo a coinvolgere di più Prato, anche qui ha fatto una bella penetrazione, poteva chiuderla, ha passato fuori la palla. Non è ancora entrato in partita, poi non è uno di quei giocatori che forza per prendersi le situazioni, ma adesso c'è bisogno di lui. Anderson sbaglia l'altro tiro libero, ma è arrivata a quota 10, segnandoli tutti in questo terzo quarto, che ancora deve vivere 3 minuti e 45 secondi, 5-5 per chi ospita, 5-7 per chi viaggia, a stretto contatto, ma Imola è sempre sotto. Izzo in campo ora a fungere da playmaker, il giovane giocatore classe 95, nativo proprio di Scafati. Ghiacci serve fuori Hamilton che va a tirare al scoccare del 24esimo secondo, si accende una mischia, Bartolucci guarda malissimo Hamilton, va dentro De Nicolao nel frattempo dall'altra parte. De Nicolao che in gestione di contropiede ancora deve sicuramente migliorare tantissimo. Esce De Nicolao che quantomeno ha realizzato punti e ha insomma cercato di dare il meglio in difesa, deve sicuramente migliorare ancora molto in fase di transizione e gestione delle opportunità di superiorità numerica. Rientra in campo Franco Busciati, autore di una grandissima prova nel secondo quarto. Prato con l'uomo addosso sbaglia, poi il fallo da parte proprio del neoentrato Busciati su Luca Visconti. Imola purtroppo, Riccardo, non riesce a mettere la testa avanti. Abbiamo ripetuto, c'è bisogno di tutti, adesso Prato qualche iniziativa sembra che se ne inizi a prendere, è stato tolto De Nicolao che aveva dato il massimo in questi 7 minuti, credo fosse impossibile aspettarsi di più e spremere ulteriormente. Ora la partita comunque un pelo è cambiata a livello di inizio, mi sembra che ci sia più equilibrio, vediamo se questo porterà poi a Imola anche a passare avanti nel punteggio. Vediamo di fare un po' d'ordine dei quintetti in campo. Per Imola c'è Busciati, Prato, Bartolucci, Anderson e Maganza, dall'altra parte Ghiacci, Simmons, Hamilton, Izzo e Visconti. A 3 minuti dal termine, tanta fatica per Izzo nel superare la metà campo, ora ce la fa, poi subito Hamilton dal nulla prova la tripla, rimbalzo di Bartolucci, sempre molto attivo a rimbalzo, dall'altra parte Anderson si arresta e tira da 3, errore, rimbalzo ancora di Maganza, fuori per Busciati, ancora una conclusione tentata da parte di Anderson che sbaglia ancora Maganza, con il fallo secondo gli arbitri. Non è d'accordo praticamente nessuno, non esito a dire che in questo caso gli arbitri hanno preso la classica topica, perché dalla nostra visuale abbiamo visto molto bene che Maganza aveva conquistato l'ennesimo rimbalzo offensivo senza ostacolare nessun tipo di avversario. Ora le due squadre si sono un po' fermate dal punto di vista realizzativo, il parziale è di 15 Imola, 11 Scafati nel quarto. Altro fallo in campo, si accende ancora di più la partita e la bagarre. Terzo di Anderson. Ecco Riccardo, Picchi mette in campo solamente adesso Norman Hassan
diciamo che per il giocatore che aveva dato la svolta nel secondo quarto assieme a Busciati poteva starci anche qualche minuto in più già prima. Forse sì, è chiaro che bisogna aspettare Prato. Credo che l'intenzione poi di Ticchi fosse questa. Già nella prima parte di gara era stato costretto a dargli qualche minuto in panchina in più. Adesso senza di lui sta partita non si vince. Toglierlo adesso poteva essere penalizzante. Lasciato due di lunghi, stava funzionando bene. Direi che questa rotazione può essere anche comprensibile. Poi come sempre sono i numeri a dare ragione o meno alle scelte. Adesso il palazzetto si è anche un po' scaldato per qualche decisione arbitrale. Questo è veramente un momento importantissimo della partita. 2:33, ultimo avviso per Ticchi, che aveva protestato in maniera abbastanza vibrante in occasione del fallo fischiato a Maganza qualche istante fa. Imola deve approfittarne adesso che i due americani di Scafati sembrano essersi un attimino assopiti. Altro fallo, il terzo in 30 secondi contro Imola, terzo anche di Busciati. Due liberi per Andrea Ghiacci, il bolognese cresciuto cestisticamente a Reggio Emilia, dove ha mosso i primi passi nel 2000, poi Mestre, Castelmaggiore, Ferrara e Caserta, con promozioni nel 2007-2008, poi Casale Monferrato, Barcellona e Scafati già nel 2011 per 2 stagioni. Fermo nell'ultima stagione, un giocatore che è stato martoriato da problemi fisici a Iosa nel corso della stagione, soprattutto al ginocchio. Ghiacci segna il suo punto numero 3, sono anche i punti di vantaggio della squadra di Scafati. Ci prova San per il pareggio da 3 punti, l'errore, rimbalzo ancora di Maganza che è incredibile, le prende tutte lui nel canestro avversario. Maganza 10 punti, Imola -1, 5-7, 5-8. Tanto rumore qui al Palaruggi, i tifosi di Imola vogliono il vantaggio della squadra di casa che potrebbe arrivare adesso. Hassan fermato fallosamente da Hamilton. Secondo fallo per lui. Hamilton che in questo terzo quarto per fortuna non ha inciso. Tifo qui al Palaruggi, 58-57 vantaggio Scafati. Imola con la palla del vantaggio. Bartolucci fuori dall'arco, la vuole Prato, riceve Patrizio, giro arco dorsale, 2 punti per Patrizio Prato e Imola è avanti. L'abbiamo atteso in maniera piuttosto ardente, Prato a metterne 2 fondamentali a 1:15, Imola avanti di 1, 5-9, 5-8. Vediamo la risposta di Scafati, rientrato in campo Ruggero, assieme a lui c'è Izzo, pallone corto a cercare Visconti, ultimo tocco della difesa Imola, 1 minuto e 6 secondi, 7 per il tiro di Scafati. Imola +1, ma ricordiamo c'è ancora un quarto intero da giocare. Vediamo un po', si prende la tripla Visconti, pallone che esce, rimbalzo conquistato da Hassan che di gran carriera varca la metà campo, fuori per Bartolucci che non si fida della sua tripla, si va da Busciati. Su di lui la marcatura da parte di Antonio Ruggero, Prato è caldo, è marcato da Izzo, Busciati decide di servirlo, eccolo qui, Prato per la tripla, errore, rimbalzo conquistato da Busciati che esce sul lato debole e conquista la carambola, extra possesso Imola che ha 9 secondi per il tiro, Busciati decide di andare dentro, lato sinistro, errore, ancora rimbalzo da parte di Busciati, Maganza, terzo possesso Imola, Bartolucci ancora per Prato, ci prova, Prato, canestro e fallo! Da parte di Patrizio Prato che estrae dal cilindro un coniglio incredibile con questa parabola altissima. Beh, Riccardo, aspettavamo Prato, è arrivato nella maniera più rocambolesca. Gran canestro da parte del giocatore argentino. Sì, gran canestro, ma è l'energia che cambia. L'avevamo ripetuto più volte, Imola questa partita la vince nella propria metà campo.
è iniziato tutto dalle stoppate di Maganza, poi sono arrivati i rimbalzi offensivi dello stesso Maganza, c'è un'energia che Imola almeno in questo quarto ha avuto doppia, poi in una maniera o nell'altra i punti si segnano. Adesso manca 28 secondi, non è fatto nulla, bisogna proseguire e l'avevamo detto anche per Prato, non a caso 5 punti per lui e Imola adesso avanti. 6-2-5-8, Scafati tenuta a 12 punti in un quarto. Il grande lavoro difensivo di Imola, che in attacco ha fatto sì il suo 22 punti, ma soprattutto ha costruito la rimonta in difesa. Senza americani quest'ultima azione per Scafati, servito Visconti che segna 2. Visconti arrotonda il suo bottino, 7 punti, ultima azione Imola, 2 secondi, rischia di perderla Imola, la perde, ci prova ma senza successo Ruggero. Imola conclude avanti di 2, 6-2-6-0. La grande reazione da parte dell'Andrea Costa, che riesce a concludere i primi 30 avanti di 2, 6-2-6-0. L'ultimo quarto è tutto da gustare qui sugli schermi di DTV. Attribuiti per Imola 12 di Hassan, 10 per Anderson, 10 anche per Maganza, 9 per Busciati, 7 a testa per De Nicolao, Prato e Bartolucci. Dall'altra parte 19 di Ruggero, 12 per Simmons, 11 per Hamilton, 7 Visconti, 5 di Di Capua, 3 per Sciutto e per Ghiacci. Scafati tornata come detto in palcoscenici importanti dopo l'anno di purgatorio in DNB, dopo aver ceduto il diritto a Trapani. Scafati che continua a giocare al Palamangano nonostante esso da quest'estate sia passato sotto una gestione comunale, dunque non sia più esclusiva di Scafati. Si è accesa per un po' una discussione proprio nel paese in provincia di Salerno per discutere di questa faccenda, che rischia di comportare un po' di problematiche per la squadra di casa che gioca da anni nel catino di un Palamangano intestato proprio allo storico allenatore scomparso alla fine degli anni 90. Qui Anderson da 3, Carvel Anderson non sbaglia più niente ed è ovvio Riccardo che Imola senza un americano, se trova squilli importanti da parte da tutti, può veramente farcela stasera. 11 punti di Anderson nella ripresa, sono lui e Prato in questa squadra che comunque devono dare qualcosa di più in talento a livello offensivo. Poi vediamo la difesa e adesso Ghiacci realizza una tripla veramente pesantissima perché era il momento dell'inerzia tutta dalla parte di Imola. La zampata da parte del bolognese che all'età di 33 anni sembra un giocatore ancora più esperto dell'età che ha. Ancora da 3 punti, ancora da 3 punti Anderson. Mamma mia, Carvel Anderson, 16 punti in 11 minuti per il giocatore con la maglia numero 15 di Imola, scusate. 68-63, ne mantiene 5 di vantaggio Imola, ma Ruggero non è d'accordo. Qui va fuori Izzo, rientra in campo Di Capua. È ovvio che la marcatura da parte di Anderson sia stato un problema enorme per Luca Izzo e allora ora coach Putignano prova a mettergli sulle sue piste l'esperienza di Vincenzo Di Capua. Assegna nel frattempo il primo tiro libero di Antonio Ruggero, uno dei 5 confermati da parte di Scafati quest'anno. Come detto in precedenza, Ruggero ancora a segno dalla linea della carità, 21 per Ruggero. 8:52 al termine della partita, Imola avanti di 3, 6-8-6-5. Prato a mantenere vivo il palleggio, fuori per Bartolucci che non guarda il canestro, lo guarda invece Anderson che si alza ancora per la tripla. Mamma mia Carvel Anderson, altri 3, 19 per lui in 11 minuti e mezzo per Carvel Anderson. 7-1-6-5, Imola vola con 9 punti consecutivi del giocatore americano del Michigan, infermabile. Attenzione alla tripla da parte di Maratrone che va sul ferro, fallo su Simmons da parte di Bartolucci che quando fa i falli li fa in maniera evidente
poi il fatto che venga chiamato antisportivo se l'è cercata effettivamente, forse. Sì, è stato un fallo di frustrazione classico, e poi troppo evidente, nel senso che ha esagerato la trattenuta. Poi a mio parere può essere un po' punitivo, ma ci sta. Peccato, perché ogni volta che l'inerzia passa nelle mani di Imola arriva sempre l'episodio per cui i biancorossi non riescono a concretizzare fino in fondo. Simmons parzialmente regala un punto a Imola e aiuta la squadra di casa. 13 per Simmons, ma a fronte dell'antisportivo da parte di Bartolucci ci sarà anche la rimessa a centrocampo per Scafati. 7-1-6-6, 8-12. Ora naturalmente il cronometro sarà sempre osservato speciale da parte di chi vi parla. Ecco Ghiacci sulle tacche, il pallone dietro la schiena a cercare Di Capua, pallone difficilissimo per Simmons che lo rende fuori proprio al proprio numero 5, canestrissimo da parte di Vincenzo Di Capua, perché l'azione era cominciata nel traffico e si è conclusa nella maniera ancora più rocambolesca possibile. 7-1-6-9, Scafati non ne vuole sapere di mollare rosso, ma Anderson è on fire, ne ho contati 11 in fila da parte del numero 15 di Imola. 7-3-6-9, gran bella partita, gran bell'inizio di quarto. 7-32 più 4 per Imola. Ecco Ruggero, fallo lontano dalla palla, anzi sì, lontano dalla palla da parte di Simmons. Quarto per lui. Ora è ovvio, Riccardo, che Imola sta facendo tutto bene in attacco. È ovvio che prima o poi Anderson si fermerà. Imola deve cercare di avere anche qualche buon episodio dietro, come è successo in questo caso. Sì, Anderson ha fatto un inizio di ultimo quarto davvero 11 punti consecutivi, davvero da marziano. Adesso calerà e Scafati non mi sembra una squadra che voglia mollare. Ha trovato punti da Di Capua, da Ruggero, al momento clou. Comunque è davvero una bella partita. Adesso palla persa di Assano. Abbiamo aspettato per vedere la valutazione. Credo che comunque difficilmente si eviterà il punto finale. Sette minuti 10 secondi, apnea pura al Palaruggi. È il primo e vero finale in volata per Imola, che le due gare precedenti le ha sempre vinte con buon agio, conquistandosela praticamente prima del 35esimo. La sensazione è che questa sera si andrà avanti fino alla fine, come dice Riccardo giustamente, sui binari del perfetto equilibrio, perché Imola non sembra avere quell'istinto killer per riuscire a ucciderla prima, anche perché Scafati è sicuramente la squadra migliore arrivata sulle tavole del Palaruggi in questa stagione. 6:45, c'è Vincenzo Di Capua sulle tracce di un indemoniato Carvel Anderson, mani addosso di Di Capua, si alza Anderson, illusione del canestro, ma arriva il canestro sul rimbalzo d'attacco di Franco Busciati, che si rifà vedere. 11 per lui, ne aveva segnati 9 in precedenza nel solo secondo quarto. Arriva anche il tiro libero aggiuntivo a disposizione del giocatore nativo di Tirana. L'assenza di Zaccariello, il miglior difensore della squadra scafatese, si è fatta sentire per la squadra di Scafati e a favore di Imola. Zaccariello con 4 falli rientra in campo per gli ultimi 6 minuti e 30 con il chiaro intento di tarpare le ali ad Anderson. Imola nel frattempo però è andata avanti di 7 sul 7-6-6-9 a 6:23. Visconti fuori dall'arco, la riceve Ruggero che prova ad andare dentro, raddoppiato, ancora dentro per Visconti, si accende una tonnara, tutti per terra. Simmons la riceve proprio dalla spazzatura, Simmons ne segna altri 2. È chiaro che ora è coraggiosa, Riccardo, la scelta da parte di coach Putignano di lasciare in panchina Hamilton. Ogni allenatore prova chiaramente le sue carte, ha avuto tanto dagli italiani. Intanto un'altra incredibile tripla di Anderson. La partita adesso è davvero bella, quasi oserei dire di categoria superiore, però Imola è tutt'altro che vicina alla vittoria. Abbiamo visto pure in ultima azione quanta voglia abbia Scafati di restare in partita. Insomma, comunque vada, questa è una prestazione balistica clamorosa da parte di un giocatore, mai vista
un atleta a segnare 24 punti in meno di 15 minuti. Clamorosa prova da parte di Carvel Anderson, che non ha sbagliato fondamentalmente nulla. Ha realizzato il primo canestro dal campo a 30 secondi dalla fine del secondo quarto. Dunque sono passati 15 minuti, 24 punti da parte di Carvel Anderson a spedire Imola avanti di 8, 79-71, l'urlo del Pallaruggi. Ah, 7 su 9, 7 su 9 nel secondo tempo Anderson. Ha sbagliato un triplo 2 e una tripla nel terzo quarto. Che c'è? Zaccariello in... Ah no, rimessa è. Non è tiri liberi. 7 su 9 le percentuali dal campo del secondo tempo da parte di Carvel Anderson. Questa la statistica sicuramente clamorosa da parte di un giocatore che ha segnato 24 punti in 15 minuti, ma la partita per Imola è ancora da vincere. 7-9-7-1 a 5 minuti e 30 secondi. Ruggero si butta dentro, poi apre fuori per Zaccariello, la tripla impiccata, difficilissima da parte di Ruggero che non colpisce il ferro. Di conseguenza il cronometro dei 24 secondi non viene resettato e Imola avrà un altro possesso per poter provare a mettere più punti fra sé e gli avversari. Ricordiamo che Scafati era avanti di 10 sul 32-22 del 12° minuto. Imola, al di là di tutto, Riccardo, ha dimostrato per la prima volta davanti ai propri tifosi di avere la possibilità di ribaltare anche una partita fino a questo momento, cosa che nelle prime 2 gare interne non era successo perché Imola aveva sempre mantenuto un certo controllo. Imola ha dimostrato, secondo me, comunque di avere cuore, di non cedere mai di fronte alle difficoltà. Un'altra tripla di Anderson, questa volta sbagliata, anche lui è umano. Ora però bisogna coronare lo sforzo perché questi 2 punti potrebbero davvero cambiare il campionato di Imola anche a livello psicologico. Grande recupero nel frattempo da parte di Busciati, clamoroso perché è andato praticamente in braccio ai tifosi per mantenere vivo questo pallone. Imola a 4,45 ha tutta l'inerzia del mondo nelle mani. E allora seguiamo questi ultimi 2, palla persa da parte di Busciati con il grande recupero da parte di Ruggero che non va fino in fondo perché alma il braccio da parte di Zaccariello che per fortuna sbaglia. L'ultimo a toccare è un giocatore di Imola. Gli ha chiamato la palla mentre se la passava di... Altro possesso per la squadra di Scafati con Ruggero fuori per Di Capua, ci provano sopra 3 ore i giocatori ospiti, l'errore, rimbalzo, grande rimbalzo conquistato da Ruggero, poi la spazza Hassan. Per fortuna, Riccardo, che ora le percentuali di Scafati sono nettamente deteriorate. Sì. Però non possiamo neanche pensare che dureranno così. Ultimamente negli ultimi 3-4 minuti Scafati da 3 non ha fatto canestro, quindi è credibile pensare che ricomincerà a farlo. Adesso ci vogliono qualche fallo subito e qualche tiro libero. Ruggero da 3, incredibile la prova balistica anche di Antonio Ruggero che pareggia la propria performance personale con quella di Carvel Anderson. 24 a testa per i 2 frombolieri della serata. 7-9-7-4, Imola avanti di 5 a 3 minuti e 50. Hassan a portare palla, il blocco da parte di Marco Maganza, si avventura Hassan, poi apre fuori per Bartolucci, il pallone nelle mani di Busciati che va dentro, alza la parabola Franco Busciati, l'errore, Zaccariello la tocca, la conquista Maganza, altro possesso per Imola. Come sapete ora il cronometro non riparte da 24 ma riparte da 14 e questo Busciati non se n'era accorto. Va allora all'avventura Anderson, scadono i 24, pallone che non colpisce il ferro, gli arbitri non danno la regola del vantaggio.
fischiano per concedere il pallone nelle mani di Scafati. L'unica buona notizia per Imola, Riccardo, è che se ne sono andati 45 secondi e ne mancano 3,19 di minuti sul cronometro. Sì, la partita, ripeto, secondo me finirà punto a punto, perché quelle 2 o 3 situazioni in cui c'è stata la possibilità di strappare, Scafati è rimasta viva anche su palle morte, anche su secondi tiri, e questi sono segnali, insomma, che Scafati non vuole perderla. Adesso Imola ha 5 punti di vantaggio, deve provare a stringere i denti e, ripeto, a tirare qualche libero, perché è fondamentale avere dei punti facili della lunetta. Terzo di Bartolucci, ma insomma ormai a 3,13 il computo dei falli non può che essere pesante. Interessante la scelta di Tiki, che a 3,13 dà qualche minuto di riposo ad Anderson. Immagino, Riccardo, che comunque fra un minuto rientrerà in campo, perché non può ovviamente prescindere Imola dall'apporto del proprio americano stasera. È chiaro che qualcuno deve riposarsi, anche Busciati forse molto stanco, però è un giocatore fondamentale negli equilibri, e qui non arriva mai un fischio a favore di Imola, è incredibile. Tutte le palle comunque contese finiscono dalla parte di Scafati, e questo può cambiare un po' l'inerzia della partita. Ci sono forse qualche giocatore stanco, abbiamo detto, in particolare Busciati, però le rotazioni non sono facili quando tutti gli esterni comunque per un motivo o l'altro sono in partita. Ancora pallone nelle mani di Scafati, 2,58, 10 secondi per il tiro di Capua, si avventura dentro, tiro molto difficile in galleggiamento, l'errore, il fallo. Da parte di Simmons. Metti Anderson, dai! Ah, il quinto da parte di Simmons, interessante. Allora, un fattore per Imola certamente è il quinto fallo da parte di Jeremy Simmons. Doppio cambio per Putignano, dentro Ghiacci e dentro anche Hamilton. Imola 5 di vantaggio, 7-9, 7-4. Con ancora in panchina Anderson per rifiatare qualche istante, ma lo rivedremo certamente fra poco. Imola nel frattempo deve organizzare e giocare col cronometro. Prato va dentro, difficile conclusione, errore, rimbalzo che viene ancora toccato da Maganza, ma questa volta conquistato da Scafati. 2,29, Imola deve tenere, 7-9, 7-4, va dentro come una scheggia Ruggero, che però sbaglia il contatto con il tabellone. Ha chiesto troppo questa volta Antonio Ruggero. Sul cubo dei cambi Carvel Anderson. Ragionare per Imola, si va da Maganza. Bene così, arriva il bel assist di Hassan per Marco Maganza, che andrà in lunetta per 2 tiri liberi aggiuntivi e la possibilità di mettere 3 possessi fra sé e la squadra avversaria. Sbaglia il primo Maganza. Attenzione Imola, perché ancora non è vinta. 2-10, 5 di vantaggio. Almeno il secondo per mettere 2 possessi pesanti. Maganza segna. 11, 80 a 74. 2,10 Hamilton assieme a Ruggero, Visconti, Ghiacci e Zaccariello per la squadra ospite delle Scafati. Il quasi recupero da parte di Hassan, fa dentro Ruggero, il pallone difficilissimo per Visconti. Effettivamente, Riccardo, avevi vaticinato giusto, Ruggero ha sbagliato praticamente tutto nell'ultimo quarto, quasi. Però il merito va anche dato a Norman Hassan, che ha fatto 2 giocate in attacco e in difesa adesso strepitose veramente, per un giocatore che fino all'anno scorso era in DNB. È incredibile vederlo già a questo livello mentale, oltre che di talento, che quello probabilmente l'ha sempre avuto.
100 secondi alla fine, 4 per il tiro di Imola. Hassan va dentro, fuori per Bartolucci, il tiro non vale da 3 punti perché è arrivato il fallo in attacco da parte di Norman Hassan. Time out in campo richiesto da coach Putignano. Allora vediamo di fare un po' d'ordine. +6 il vantaggio Imola, 1,38, palla Scafati. Imola praticamente sempre avanti dal 62-60 con cui si è concluso il terzo quarto. Imola che questa sera ha dato una grande dimostrazione di carattere, andando sotto di 10 punti senza un americano, con chiaramente tutta la sensazione negativa in campo. E poi è arrivata la scintilla, prima da parte di Busciati, poi i rimbalzi di Maganza e infine il grande lavoro di Carvel Anderson, una prestazione balistica incredibile, 24 punti in 15 minuti a cavallo fra gli ultimissimi secondi del secondo quarto e la metà del quarto quarto. Poi si è un po' fermato Carvel Anderson, ma Imola ha tenuto bene anche dietro. Ora 80-74, il film della partita deve ancora vivere il suo finale, che speriamo per Imola possa essere lieto. 80-74. 6 di vantaggio per la squadra di casa che vuole mantenere inviolato il Pallaruggi. Sarebbe la terza vittoria su 3 qui in questo campionato di Lega 2 Silver che Imola sta affrontando con un piglio certamente autoritario. Prova ne è la sconfitta di misura, comunque importante per quel che si è visto in campo sul campo di Matera per 8 punti, 79-71, e il fatto che Imola in casa abbia sempre fatto bene contro ogni avversario anche questa sera. Comunque vadano le cose. 1,38, rimessa a lato per la squadra di Scafati, pallone nelle mani di Reggie Hamilton, si alza e tira da 3 Hamilton, errore, rimbalzo nelle mani di Prato. Con calma ora Imola deve andare, si scontrano Hamilton e Zaccariello, l'ultimo a toccare è il giocatore napoletano di Scafati. 1,24. Squadra in bonus, dunque anche un fallo potrebbe essere importante per Imola. Si asciuga il parquet. Dai, fischia un fallo, su! Vabbè, tanti liberi li sbagliamo. Vabbè, intanto ce li abbiamo. Ci pensiamo. Si va con la rimessa. Servito Bartolucci, Busciati rischia i passi ma supera la metà campo. Imola con calma deve andare, 80 secondi alla fine. Vuole il fallo Hamilton, lo trova su Prato. Buona cosa. Era quello che chiedevi Riccardo, un fallo è arrivato, 2 liberi da parte di Imola. Poi chiaramente i liberi bisogna metterli, però resto sempre dell'idea che è meglio averli. È un momento in cui la stanchezza anche in attacco si fa sentire. Vediamo cosa succede, il pubblico si sta infuriando. Penso per un atteggiamento di un giocatore di Scafati. Comunque 2 liberi davvero questi pesantissimi. Sì, ci sono vecchie ruggini fra Andrea Ghiacci e i tifosi di Imola, risalenti a quando il bolognese giocava con la maglia di Scafati. Segna il primo Prato, anche il secondo. 9 di Prato, Imola avanti di 8, 8-2, 7-4. È il massimo vantaggio della partita, ci prova Hamilton, sbaglia e allora sbaglia Scafati. 1 minuto alla fine, 8 di vantaggio. Imola con un piede e mezzo verso la vittoria. Applausi del pubblico. Spende un fallo Scafati. Allora non ci sarà bisogno del finale punto a punto. Imola la porterà a casa, 8-2, 7-4, 8 di vantaggio a 54 secondi. 2 liberi per Franco Busciati, uno dei protagonisti dell'incontro. Ha sbagliato 2 tiri, ha fatto il fallo su Prato, decisivo. Importante come sempre anche la differenza canestri, perché queste due squadre potrebbero anche trovarsi un po' nella stessa fascia di classifica alla fine del campionato. Busciati scrive 14, Imola scrive più 10, 84-74 a 40 secondi. Imola difende comunque duro fino alla fine, rimbalzo Bisconti che apre fuori per Anderson, non ne ha più Scafati che proprio nel finale
ha perso il feeling col match. Ora va dentro Busciati, appoggia canestro e addirittura trionfo per Imola. Finirà probabilmente con la doppia cifra di vantaggio. Riccardo Rossi, il commento finale, la grande prova di Imola, grande prestazione di carattere. Sì, l'avevamo detto, questa era la partita della verità, senza Perry, con l'ambiente un po' depresso proprio per questo infortunio. Imola ha tirato fuori una grande prova, ha avuto qualcosa da tutti, ha giocato di squadra, anche l'allenatore onestamente si è preso dei rischi ma ha azzeccato tutte le scelte, dai cambi punitivi di Henderson alla lunga sosta negli spogliatoi, non c'è da aggiungere altro. Questa è davvero una grande vittoria per Imola, che adesso può guardare al futuro ancora con maggior fiducia. Quinto fallo per Calver Anderson, che andrà in panchina. Fa gli applausi del pubblico. Quinto fallo per il protagonista dell'incontro, Calver Anderson, 24 punti in 15 minuti, va fra i falli, fra gli applausi e la standing ovation di tutto il pubblico del Pallaruggi. Una delle grandi prestazioni balistiche mai viste per intensità, 24 punti in pochi minuti, incredibile, qui al Pallaruggi. 12 secondi alla fine, Imola dunque vince la terza gara casalinga consecutiva, non succedeva veramente da tantissimo tempo. 24 di Anderson, 16 di Busciati per Imola, che ne ha avuti anche 12 da San, 11 per Maganza. Dall'altra parte arriva l'ultimo tiro, l'ultimo errore da parte di Ghiacci, 24 di Ruggero, 15 per Simmons e per Hamilton. Imola se la porta a casa con pieno merito, con una grande reazione a cavallo tra il secondo e l'ultimo quarto. Grazie per l'attenzione che ci avete concesso. Da Riccardo Rossi e Fabrizio Turrini l'appuntamento alla prossima gara interna dell'Andrea Costa Limera fra 2 settimane in casa contro Reggio Calabria.